Che calcio che fa, settima puntata, abbiamo appunto questa nuova ripartenza di questa nuova stagione, è la settima stagione di Che calcio che fa, partendo dalla radio, da Radio Milan Inter a Silvi Music Radio, a Lombardia TV quando l'abbiamo fatta ovviamente in TV, e in questo periodo il compromesso giusto tra voce e video è proprio questo, l'online. E l'online ci consente comunque di avere dei bellissimi collegamenti come quello di oggi. Non vedo l'ora di iniziare perché è un collegamento con una persona che stimo tantissimo, un amico simpaticissimo, ma soprattutto un grandissimo artista. Abbiamo quindi da avere una piccola carrellata di varie situazioni, e l'inizio riguarda, visto che calcio che fa in qualche modo è affrancato comunque a un visto che noi presentiamo per esempio sempre un libro, questa volta non presentiamo un libro ma presentiamo un CD, è collegato agli 7 Mondadori Bookstore, che sono poi un po' la base anche delle altre 2 rassegne che sono al martedì e al giovedì, una è Equilibri, salute, sport e benessere, e poi diretta libro al giovedì sempre alle ore 17. Quindi ricordo questi Mondadori Bookstore: Acqui Terme, Crema, Genova, Sesti Ponente, Loano, Sesti Levante, Trento e Varazze. Ricordiamo che questo è il momento più logico, quasi connaturato alla festività natalizia, che è quello dei regali, quello di poter andare in una libreria, se volete anche il Mondadori Bookstore o quelli che ho appena elencato, ovviamente se siete in zona, e comprare un libro per leggerselo anche dopo, per qualche giorno di vacanza, durante qualche giorno di vacanza, oppure anche i CD, perché vengono ovviamente venduti anche in questo caso nelle librerie. Ormai è tutto allargato anche con tanti altri prodotti. E poi dall'altra parte invece, appunto per ciò che riguarda poi al martedì con Equilibri, abbiamo un piccolo spot, 30 secondi velocissimi, della società Profenis che ci aiuta in questa iniziativa. Ecco, ringraziamo Profenix, prodotti appunto per il benessere, e un riferimento invece è al nostro angolo di beneficenza. Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-emma.it, unisciti appunto alla campagna Ogni giorno per Emma. Quindi se volete supportare questa associazione che conosco molto molto bene e che mi pregio di poter ospitare ovviamente qua a Che calcio che fa, quindi ogni giorno per Emma e per emma-alto.it. E poi la prossimo appuntamento di diretta libro, che riguarda appunto il calcio, e non è un caso che lo proponga proprio questo, è proprio per giovedì, in cui avremo Federica Cappelletti, che è la moglie di Paolo Rossi, con il suo libro Per sempre e noi due, storia appunto di un grande amore. Quindi sarà una puntata molto vibrante e appassionata, perché ovviamente si tratta non solo dell'aspetto diciamo sportivo del grande Pablito, ma di quello che è stato ovviamente il rapporto con sua moglie e le sue bambine. Va bene, siamo arrivati alla fine di questi saluti, ringraziamenti doverosi. Io non faccio altro che introdurre il grande Gigi Cifarelli. Gigi, ecco, non sento la voce. Senti? Ecco. Ecco. Eccoci, ecco. Ma è il bello quando si è nelle canne si dice il bello della diretta, no? È il bello della diretta, ma è proprio vero, è proprio il bello della diretta, no? E quindi vabbè, intanto che bello in diretta averti, perché è da un bel po' di tempo che non ci si vede, anche a causa di questo momento storico per forza è bello per te parlando di calcio, non per me. Avrei preferito un altro momento, guarda. Vabbè, ma l'ho fatto apposta, no? L'ho fatto... Beh, potevamo farlo l'anno se no non saresti una biscia. Visione. L'anno scorso del resto è stato anche fatto
si poteva anche fare, e avete scollinato come campioni d'inverno, no? E quindi poi non ha portato fortuna, quindi questa volta potrebbe non portare fortuna il lì. diavolo è sempre campione d'inferno, non d'inverno. Però sei d'accordo con Pioli che l'Inter ancora non ha vinto, giustamente? Perché No, oggi ha fatto questo si un'affermazione. dice per forma, ma quando tu hai 7 punti di vantaggio in 4 punti e in 4 giornate vai dietro di 4, hai poco da sperare. Va bene, allora Puoi sperare solamente nel Covid. beh, vabbè, insomma, non è il massimo. Che a noi ha colpito molto pesantemente sia Ah, l'anno scorso che quest'anno, e ha a voi no. colpito. Beh, però sai, Chiaramente vuole essere una battuta questa, non si certo. augura. Allora, innanzitutto lì questo studio meraviglioso che io ho visto una volta, e ovviamente vedo anche una figura di dietro che è Stefano Pennini, giusto? È il mio grande amico Stefano Pennini, al secolo Pen per gli amici, col quale sto preparando tra l'altro una presenza da pazzi, perché suoneremo dopo domani mattina alle 11 a Trento in piazza. Si prevedono meno 3 gradi. Io non vi invidio, non vi invidio. Cioè, Ma giocare almeno. a pallone è un conto, ma suonare con le Ma, mani gelate, però è eh, bellissimo lo stesso, beh, ma perché senti, sicuramente ci il sarà da palco sarà ridere. riscaldato, no? Sarà riscaldato il palco, presumo, no? Ma sì, hanno detto che ci porteranno 2 di quegli affari che buttano aria calda, Aria calda. ma che in un ambiente chiuso, Certo. secondo me, dopo averli visti, funzionano bene, ma all'aperto non so, però in qualche modo la portiamo a casa, perché è già una Vabbè. grazia di Dio poter fare questa roba in questo periodo. Vabbè, allora in ogni caso il discorso è anche giusto, introduce che cosa? Introduce che siamo sotto Natale, e introduce il fatto che c'è un grande chitarrista dall'altra parte, appunto online, e introduce soprattutto l'ultima tua fatica a livello appunto editoriale, musicale, che è il CD, lo vediamo subito, eccolo qua, Gigi Eccolo lì. Farelli Jingle Bells, eccolo Infatti qua. chiedo umilmente scusa, perché dalla foto, dove come vedete sono quasi ben tenuto nonostante la mia veneranda età, elegante e guardabile, a quella che è la mia immagine attuale, che viene da una strizzatura pazzesca dell'ultimo mese, in cui facevo magari concerto la sera, finivo e tornavo a casa a risentire i lavori che abbiamo fatto fino alle 6 del mattino, appuntandomi le cose che non mi piacevano, dicendo qui faccio questo, qui faccio quell'altro, rileggendo le copertine dove dopo averle rilette magari 20 volte mi sono dimenticato di qualcuno, o mia moglie, o Adriana, che è il mio faro nel buio, mi diceva: Gigi, guarda che qui c'è scritto insieme invece che insieme, invece che music c'è scritto musk, Vabbè, quindi sempre. cottura al 100%. Quindi trucco e parrucco, già sono brutto, mi sono messo un cappellino, perché se mi tolgo il cappellino No, Einstein in realtà sei ecco, basta. no, in realtà sei molto sportivo, perché sappiamo benissimo che poi tu sei un Mi grande piace. sportivo. È vero, è vero. Sembro più un giocatore di baseball, però. Allora, vabbè, qua c'è già un amico che ha Leonardo Nobile e dice vai Gigione, e vabbè, quindi vabbè, gli amici Grazie. incominciano magari a A Napoli palesarsi. Gigione a Napoli era un cantante di quelli fantastici. O Gigione. Neomelodico, neomelodico. Esatto. Senti, vabbè, qua vediamo innanzitutto il retro del CD che riporta tutte le varie tracce. C'è un ringraziamento perché è anche stato Allora, organizzato con. l'etichetta MCE, il Garage Music Studio nel quale abbiamo fatto il disco, soprattutto un ringraziamento grandissimo a chi ha prodotto, e a un amico splendido che si chiama Piero Billeri, e ai ragazzi che mi hanno sopportato, non supportato, proprio sopportato, perché quando faccio i dischi io vado sopportato perché non mi va mai bene niente, che sono Paolo Cazzaniga e Luca Galimberti, che sono oltretutto dei sensibili musicisti e dei grandissimi amici, e tutti quelli che abbiamo avuto intorno, dal fratello di Piero, Stefano Billeri, a Paolo Bianchi, tutta la gente che è stata nello studio e mi ha aiutato. Un grande ringraziamento va al bravissimo Alberto Cutolo, che ha fatto il mastering, a Ubi Bebudi, col quale abbiamo lavorato molto su certi pezzi, a Nicolò Fragile, che è il papà di Sofia, che ha cantato un brano sul disco,
a Igor Mazzone e a sua moglie Ilaria Pregnolato, che ha cantato un pezzo sul disco, a Nuzzolese Fabio, che ha fatto degli arrangiamenti per l'orchestra sinfonica straordinari, Antonio Galbiati e a Grace Lintas, che hanno fatto i cori in Have Yourself a Merry Little Christmas, e al loro studio casalingo, dove sono andato a rompere le scatole, come al mio grande amico e fratello Tonino De Sensi, con il quale abbiamo registrato Jingle Bell nel suo studio, rompendo le scatole a sua moglie Maria Teresa Marotta. Ci sarebbe troppa gente da ringraziare, ma credo di non aver dimenticato nessuno di quelli fondamentali. Comunque nel retro lo potete vedere, quindi per vedere se è giusto, se corrisponde alla realtà. Ne ho dimenticato uno, come l'ho dimenticato, come poi in copertina è successo che rimanesse fuori, ed è lo studio di Locate Varesino, Pongo Studio, dove abbiamo registrato la versione di Winter Wonderland, tra l'altro, che è una chicca di un po' di anni fa, cantata da Alice Clerici, che è la figlia di un mio ex allievo, che poi è stato il medico del Varese Calcio fino a quando il Varese è esistito, Giulio Clerici, mio ex allievo, col quale, quando la piccola aveva 16-17 anni, registrammo questo pezzo che io ho voluto mettere nel disco, perché per me i dischi e i momenti sono dei momenti dove bisogna dimostrare l'amicizia, l'affetto e l'amore per le persone, non mettere i nomi o quelli che sono secondo noi più bravi o più attraenti. Io voglio gli amici. Vedo che qua tutti questi crediti qua che ci sono indubbiamente denotano ovviamente un insieme di persone che ha collaborato, anche perché poi io ho sentito solo 2 brani e quindi dopo ci regalate, no, ovviamente la possibilità di poter ascoltare qualcosina insieme dal vivo, e questa è una chicca, anche perché Calcio che fa non è la prima volta che abbiamo artisti, tu stesso sei venuto anche in radio, quindi è bellissimo sentire coniugare musica col calcio, con l'attualità, con lo sport in generale, perché con lo sport in generale. sono Però forme di passione. Allora, però io dico, esatto, però io dico che le 2 tracce, uno appunto era White Christmas, White Christmas e l'altra, esatto, è giusto, hai detto giusto, Christmas Song, che è veramente un'orchestra spaventosa, bellissima, quindi non so se c'è dell'elettronica, quanto è stato inserito. Allora chiaramente, siccome io sono innanzitutto un difensore dell'onestà intellettuale, la prima cosa che, infatti l'ho già ringraziato prima, Fabio Nuzzolese ha iniziato a suonare con me quando aveva 17-18 anni, adesso è diventato un arrangiatore e un musicista di un livello straordinario, e anche bravissimo nell'usare la tecnologia, perché facendo un disco chiaramente in massima economia, dove devo ringraziare chiunque abbia fatto anche solamente il trasporto di uno strumento da una stanza all'altra, prendere un'orchestra sinfonica sarebbe stato impossibile. Ma l'effetto è spaventoso, è bellissimo. Esatto, quindi lui, oltre a fare l'arrangiamento, che è di una bellezza a mio parere estasiante, ha organizzato tutta l'orchestra con i suoni campionati, al punto che se io dicessi che c'è un'orchestra vera direi una balla, ma la gente ci crederebbe. Ecco, ma infatti non vedo l'ora di mandare in onda quel brano lì, lo vediamo dopo. Vediamo un attimo invece, volevo regalarti un piccolo sorriso, no? Visto che la partita di ieri è andata male, tu dici il Biscione hanno invertito le posizioni in classifica. No, ancora no, però come vedi io mi sono messo giacca nera e cravatta rossa, quindi più di così è un omaggio natalizio, ma anche un omaggio a te come milanista. Allora, quello che volevo farti vedere è proprio questo. Milanista napoletano. Il milanista non lo so, il milanista napoletano, eccolo qua. Allora, io ti faccio vedere, perché per questo la domanda di precedenti su Pioli non era casuale. L'Inter non ha ancora vinto nulla, è vero, a parte perché c'è il girone di ritorno, tutto da fare, e poi comunque nel caso questa storia di questa classifica così, questo calendario così spezzettato, ricambiato, casuale, in qualche modo ha creato un paio di mesi di Inter molto difficili e un paio di mesi di Milan più facili. Quindi ti faccio vedere, se riesci a vedere bene a computer, gli impegni dell'Inter. Riesci a vedere? Sì, sì. Allora, al di là del fatto che dopodomani c'è Inter Torino, poi si riprende il 6 gennaio, l'Inter va a Bologna,
poi dopo 3 giorni alla Lazio in casa, poi dopo 3 giorni alla Juventus in casa, dopo 4 giorni va a Bergamo contro l'Atalanta, poi un attimo di sospiro, di sollievo forse con un Empoli che comunque è sempre difficile incontrarla perché fuori casa ha fatto punti, un Inter Venezia il 23 gennaio, poi pausa delle nazionali, che quindi arrivano sempre tutti abbastanza rotti. Con filtro o senza? Con filtro o senza? Pausa delle nazionali con filtro o senza? Le nazionali con filtro o senza, esatto. E mi sa che senza, perché di solito arrivano con qualcosa, con una gamba in meno. E abbiamo un Inter Milan il 6 di febbraio, quindi si riprende. E lì finisce tutto. E poi c'è un Napoli-Inter successivamente, no? Lo vediamo qua. Poi l'Inter incontra all'andata il Liverpool per gli ottavi di Champions League, ha il Sassuolo in casa, il Genoa fuori casa, l'Inter con la Salernitana che è la penultima di questa partita, di questa serie di partite, e poi il ritorno con il Liverpool. Vediamo il Milan. Sono 14 partite. Il Milan ne fa 11. Quindi Empoli-Milan dopodomani, poi ha il Milan-Roma, vabbè, impegnativa indubbiamente, però in casa, poi c'è Venezia-Milan, Milan-Genoa, Milan-Spezia, poi c'è il 23 gennaio, quindi tra un mesetto, quando dovrebbero essere rientrati già più o meno un bel po' di giocatori. Sto vedendo tutto. Milan-Juventus, e poi dopo la pausa delle nazionali rientra con il derby. Dopo una settimana c'è un Milan-Sampdoria, un Salernitana-Milan, un Milan-Udinese, e poi sempre il 6 marzo il Milan va a Napoli. Io dico che questo è il momento. Questo sarebbe stato il regalo che mi facevi. Esatto. Ma che regalo è? Il regalo è io che guarda, ho pensato come regalo che dicessi il Milan ha acquistato e dicessi un giocatore pazzesco. No, ho capito. Ma che regalo è questo qua? No, il regalo è per cercare di alzarvi il morale, perché devo dire la verità che siete qui non si alza più niente, qui non si alza più niente, ma amico mio, per farvi fare 4 risate, ma non c'è storia. Io l'unica speranza, anche qui per onestà intellettuale, ce l'ho nel Napoli e nell'Atalanta, ma noi siamo fuori da ogni discorso per me, per un semplicissimo motivo. Sai che io tra l'altro ho sempre avuto molta gente che mi apprezzava quando ho fatto l'opinionista a Lugo, perché facevo delle analisi trasversali, obiettive senza guardare tante cose. Intanto il primo motivo per cui il Milan ha avuto tutti questi problemi è il fatto di aver perso dei giocatori fondamentali in un momento in cui con 7 punti di vantaggio bastava avere la nostra formazione giusta e sicuramente non avremmo fatto quello che è successo. Il dramma è aver perso Kier, che oltre a essere il perno della difesa era un giocatore di grande carisma e di grande capacità organizzava bene, organizzativa, certo, della difesa. Il terzo problema è che non si sono colmate delle lacune che invece si sono venute a creare. Non ho rimpianto di Çalhanoğlu assolutamente, ma non perché sono milanista o no, perché io in tanti anni che l'ho visto giocare non mi ha mai dato niente, oltre che al fatto di vedere che sa calciare molto molto bene il pallone, quindi va benissimo a tirare i calci d'angolo. Qualche volta non ha mai messo dentro una punizione, forse una in tanti anni, e se lo lasci calciare dal limite dell'area è uno che ti fa male. Lo ha fatto nel Milan, lo sta facendo nell'Inter, però è andato via un giocatore che nel gioco dei Pioli era molto funzionale e non se n'è preso uno che avesse lo stesso tipo di caratteristiche. La sfortuna di avere Diaz e Teo con il Covid ed è dimostrato, l'hanno dimostrato Tonali e Çalhanoğlu stesso l'anno scorso, nel metterci tantissimo a ritornare alle condizioni che erano in precedenza, quindi l'aver buttato via come l'anno scorso un vantaggio sesquipedale, perché io ho corso in bicicletta, se c'hai 3 minuti di vantaggio e ti fermi al bar a bere la birra e poi ti prendono, vabbè, ok, ci sono tante situazioni, devi cercare di capire, però la mia onestà, io adesso mi auguro questo momento io mi auguro di arrivare quarto ancora. Va bene, perché
facciamo in tempo a arrivare dietro anche alla Juventus. Va bene, vediamo un attimo, secondo me non è proprio così, vediamo, perché questi 2 mesi indubbiamente diranno molto. Se l'Inter A scollina, meno che non decidano a gennaio di fare degli acquisti a appunto, livello c'è anche il calciomercato ovviamente. Senti, andiamo un sì, ma io attimo. ho sentito parlare di Destro, per piacere, dai. Va bene, andiamo un attimo insomma, la realtà italiana è un po' quella che è, anche con a gennaio ragion di più. Senti, abbiamo Katia Avezzano, mitico Gigi Farelli, ti voglio bene, poi abbiamo Antonio Mancuso, grazie Fulvio, grande Gigi, e poi qua abbiamo Ma parliamo di musica, e dice chi se ne frega, Paolo Giancio, chi se frega di 2 quadrucole milanesi. A questo punto, allora, io ho cercato di farti un Ragazzi, regalo. allora Paolo Ciancio, voglio dire questo: se io posso sorridere, vedi, così lo devo a lui, che oltre a essere il presidente del mio fan club è un grande chirurgo maxillofacciale, ha appena aperto una catena che si chiama Smile Now, e lo dico, ma anche qui onestà intellettuale, non gli sto facendo pubblicità, ma salvato da una situazione odontoiatrica drammatica. Quindi se io adesso posso sorridere e non porto una protesi, lo devo a Paolo. E lui ama moltissimo la musica, è quello che faccio io, e giustamente, anche se è uno juventino maledetto, va bene, allora gli voglio bene. ringraziamo Paolo Ciancio. Io sono partito con la buona idea di darti un assist per il Milan in questo periodo, era una cosa lieve e positiva. Sono molto realista, perché anche il discorso quindi, ieri sera ci hanno annullato un gol scandaloso, il gol del Napoli nasce da un fallo laterale che doveva essere dato al Milan. Però ne parliamo dopo Gigi, dai, adesso abbiamo Stefano lì dietro, io voglio a questo punto una chicca del PD, dai. Vuoi una chicca? Guarda, allora, vedi, sei assicurato. Voglio una Eccola chicca. qua, Allora, tra parentesi, queste chitarre meravigliose, questa credo che sia la tua chitarra, la mia, giusto? La mia, esatto, la mia chitarra. Che hai già portato in radio. Marchio italiano meraviglioso come questo, e come questo soprattutto, che mi supportano e mi danno possibilità di portare in alto il nome dell'Italia. Gigi, viva la liuteria italiana, ecco, esatto. Diciamo la verità. Viva la tecnologia, viva l'industria italiana. Ok, va bene. Allora, facciamo una cosa, mentre stiamo suonando, senti di più il pianoforte o la chitarra? Abbastanza pari, abbastanza paritario. Benissimo. Allora, a parte che se facciamo una song, anche se sono a voce freddissima, infatti, c'è voglio fare questo brano, magari cantiamo, faccio solo 2 note, che si chiama Have Yourself a Merry Little Christmas, traccia numero 3 del disco. Eccola qua. Arrangiamento armonico del brano fatto insieme ad Antonio Galbiati, arrangiamento dei cori bellissimo, fatto da Antonio Galbiati, tastiere di Antonio Galbiati, voce femminile Grace Lintas, io che canto come voce solista, e la mia chitarra naturalmente in un piccolo spazio. Okay? Gigi Farelli. Vai, introduci. Vi dico solo che Stefano non l'ha mai fatto questo pezzo con me, quindi così succede. È bello. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, all troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide
gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as an autumn day, gather autumn day of yours. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. And go shine in stars, hope on the highest path, and have yourself a merry little Christmas now. Yes. No. Grande Gigi, grande Stefano, Si sentiva bravissimi. decente? Si sentiva Sì, decentemente? sì. Ottimo. Beh, insomma, per il mezzo che abbiamo in questo momento approntato va benissimo. Poi vabbè, è un'atmosfera calda che è stata trasferita comunque. Dopo magari vi chiedo un brano, magari se vuoi, fuori dal CD, quello che riuscirete a fare a Trento, per esempio, potrebbe essere anche la piccola prova di un brano dopo che volete fare di genere. Ma guarda, essendo a Trento, la prima cosa che mi viene in mente di fare è The weather outside is frightful and the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow. Vabbè, questo vabbè. Arriverà la neve, speriamo di no. Comunque, se qualcuno che scrive, possiamo fare anche dei brani che non siano necessariamente del disco. Qua scrivono Giacomo Gelato, ti saluta anche Bruno Albertario, sempre numero 1. Luca Giacomo Guenna, gelato artigianale a Milano in via Canonica, fantastico. Ok, Luca Guenna, magistrale, sappiamo, va bene. Allora facciamo un po' di incursione da una parte e dall'altra, tra le passioni ovviamente anche di Gigi. Voglio dire una cosa di Luca Guenna, visto che abbiamo una possibilità qua. Luca Guenna ha una società meravigliosa che si chiama, un'associazione che si chiama Wood in Stock. Lui è un portatore di Parkinson e fa tantissimo per aiutare la ricerca su questo, e io cerco sempre di aiutarlo in questo, e abbiamo appena fatto un concerto a Varese benefico per questo, e ne faremo altri presto, quindi gli mando un saluto particolare. E gli manderò anche il CD, e magari faremo una vendita devolvendo un tot di CD, una cifra della vendita del CD all'associazione. Grazie. Bene. Luca. Bene, bravo Gigi, bravissimi tutti e due. Allora andiamo avanti con i vari argomenti, no? Quindi tu hai un po' glissato sul calendario del Milan, però torno a ripetere che in 2 mesi avete 3 appuntamenti in meno, con di mezzo la nazionale. Guarda, la partita del Napoli con l'Empoli della settimana scorsa, ma 1000 altre lo sappiamo. Ricordiamoci la Roma che perde in casa con Lecce all'ultima giornata, campionato già vinto. Le partite hanno tutte una storia a sé, e se tu non sei lì, un conto è fare i fenomeni col Cagliari e la Salernitana quando ci sono 40 categorie di differenza, ma quando questo non c'è, e questo è per fare un complimento all'Inter, che in questo momento è veramente una spanna superiore sia dal punto di vista del gioco, e credo che la Juventus abbia fatto un grandissimo errore avendo già Simone Inzaghi in mano a non prenderlo all'epoca.
Non prendono esatto. Senti, una cosa, invece io volevo sapere, parliamo sempre di cose milaniste, no? Sì. Già 2 partite fa, quando c'è stata la partita con l'Udinese, dove ha pareggiato all'ultimo da Ibrahimovic, io ho visto un Milan in difficoltà, ma perché di fronte c'era una squadra molto tonica, fisica, Molto fisica. esatto, che non ha dato spazio ovviamente alle giocate del centrocampo. I centrocampisti sono 2 che alla fine sono abbastanza in inferiorità numerica se non vengono aiutati dai 3 che devono fare avanti e indietro, oltre alla punta che sta davanti. I 3 sono Ibrahim Diaz, Saelemaekers, Krunic, poi quando rientrano gli altri sono Leao, sono Rebic. Deve cambiare qualcosa, Pioli, a livello Non vorrei tattico? ripetermi, mi ripeterei perché io dicevo le stesse cose l'anno scorso e purtroppo mi ritrovo a dirle adesso, però mi fermo ancora prima di iniziare perché fare delle critiche a Pioli lo trovo ingiusto e lo trovo No, no, ma illegittimo questa non perché è una critica, non è una no, critica, ma ce ne sarebbero da fare però perché quello che voglio dire, il fatto di partire in tante partite con dei rincalzi invece che con i giocatori più importanti e poi trovarsi sotto e dover recuperare è già un errore di per sé. scusa un Il attimo, fatto di sì, dimmi. scusami, la partita per esempio con l'Udinese, lui ha giocato con a centrocampo con Bakayoko e Benasser, mi sembra, Sì. per salvaguardare Kessie e Tonali, però ieri Kessie e Tonali non è che abbiano fatto una grandissima partita, quindi evidentemente doveva farli rifiatare in quella partita lì. Quindi, però quello che voglio dire, al di là delle problematiche, gli allenatori poi quando cominciano a non andare bene le cose magari fanno delle scelte che non sono perfette o comprensibili da parte della gente, però in questo momento storico, questo 4-2-3-1, proprio come forma di distribuzione, non è il caso di cambiare qualcosina. Per esempio l'Inter già ha delle varianti, per esempio, no? Beh, ma l'Inter No, guarda, vabbè, però sono l'altro anche giorno, italiani. l'altro giorno quando io ho visto la formazione, poi ho guardato la panchina, cioè, non c'è neanche paragone lontanamente. Il Milan è ancora dipendente da un giocatore Non che farà 40. giocheresti con un 4-4-2, in fin dei conti era molto Assolutamente sì, ma pragmatico. soprattutto non prenderei a Udine un gol come quello che abbiamo preso, perché qui siamo allo stesso discorso degli anni scorsi. Sei in vantaggio, sei in testa alla classifica e tu vai a esporti in una maniera così al fatto che quando fai un errore a centrocampo ti ritrovi un uomo da solo davanti al portiere. Mi sembrano i tempi di Maifredi e di No, ma questo è chiaro, questo è L'anno scorso la mancanza di chiarezza. incontriamo la Juve con 12 punti di vantaggio e prendiamo 2 gol in contropiede. E giochiamo con l'Inter, siamo in vantaggio e ci facciamo fare gol sulla prima azione loro, tutti sbilanciati in avanti. Quindi qui poi, Va sai, bene, basta, ho sbagliato io, non no, dovevo no, tu no, riattivare no, questo. no, tu sei come l'ispettore Rock, Cesare Polacco, non commetti errori, no? E di calcio Esatto. capisci sicuramente più di me, esatto. Esatto, no, anch'io ho No, commesso un errore. Va bene, no, allora no. senti, Gigi, io a questo punto voglio introdurre quella canzone che, aspetta che la vado subito a prendere velocissimamente, andiamo a prendere, ce la sentiamo un po', non tutta, perché poi il tempo passa, fugge via e sinceramente che è The Christmas Song ed è Sì. questa, c'è tutta la parte orchestrale, ovviamente. Allora, anche qui parlando di cose dette al volo, la cosa che posso dire, cantata 2 volte, semplicemente perché la prima volta l'ho cantata direttamente così e siccome l'arrangiatore nuzzolese mi ha un po' pressato su determinate cose, ehm, soprattutto perché lui da grande geometra di tutta l'impalcatura, lì ci sono campanellini, archi qua, quindi mi diceva no, lì vedi se fai la frase un po' prima, un po' dopo, l'ho cantata 2 volte, quindi quello che sentite è praticamente una cosa, boom, fatta esattamente come quella che abbiamo fatto prima con Stefano. Beh, Ma vuol dire che proprio hai centrato perfettamente. comunque sono molto contento di quello che potrete ascoltare, perché è una cosa vera fatta fra persone che si vogliono bene. Sentite l'orchestra anche.
Stava andando un pezzo. Che meraviglia, che meraviglia. Gigi, senti? Sì, sono qui. Sì, Okay. ti sento, ti sento. Ma è andato via l'audio per caso? Non sentivi? Sì, No. io mi è andato via un attimo l'audio. Okay. No, E poi andato... c'era un ascoltatore che mi ha scritto diretto, in diretta e gli stavo rispondendo. Ah, ok, quindi vabbè, l'abbiamo sentito tutto, è stata una meraviglia, veramente. Vabbè, insomma, questo grandissimo, bellissimo lavoro di Gigi, che è appunto Jingle Bells. Tra parentesi, Il la Gigi and Friends, perché da soli, come in Gigi... una squadra, da soli nella vita non siamo nessuno, non solo Beh, nella Gigi, musica. lo stai omaggiando in continuazione. Io adesso però ti fermo, perché se non ci fosse Gigi Farelli, ci fosse stato Gigi Farelli, questo CD non sarebbe stato fatto. Quindi diciamo che è giusto contornarsi degli Soprattutto se non amici. ci fosse stato Piero Billeri, perché io è stato lui che il motore, cioè io poi, sai, come dire, mi hanno dato la squadra a disposizione e poi Beh, io, però hai ma fatto il questa tra Pioli l'altro, della situazione, hai fatto il tra Pioli della l'altro, situazione. certo, qualche volta lo dico perché molta gente a volte mi imputa di aver fatto pochi dischi nella mia vita, ma io e proprio siccome ho fatto tanto sport e correvo in bicicletta, dicevo io devo pensare alla corsa, non posso pensare a preparare la bicicletta o a fare... Quindi avere qualcuno che da dietro ti dice ok, andiamo in quello studio, facciamo questa cosa, tu dimmi che io ti aiuto, e io dico solo, come un allenatore dice, prendimi quel giocatore lì, posso prendere quello là, andiamo in quello studio, Beh, cioè, insomma, la potenzialità di avere, è come quello che dicevi un po' dell'Inter, che avendo più possibilità di giocatori puoi fare anche dei moduli differenti, ma questo senza diciamo, tornarsi... se voglio magari in tutta umiltà, che dico sempre sono l'umile ciabattino, servo della musica e di chi mi vuol bene, in tutta umiltà posso dire certo che se c'è una punizione da tirare e la tira Maradona è una cosa diversa che se la tira Gattuso, che Beh, no, comunque è un ovvio, giocatore di Serie A, no? certo, ovvio, ovvio. Senti, hai parlato di sport, no? Adesso ci stacchiamo un attimo, appunto, saltibecchiamo da una parte all'altra. Quest'anno è stato un anno pazzesco da un punto di vista emotivo, di ori, di medaglie, di primati, cose incredibili, no? Adesso, di tutta questa stagione, soprattutto di un'estate fantastica e meravigliosa, l'Italia, che poi è sempre così bistrattata, soprattutto nei nostri confini, all'interno dei nostri confini, ci sono dei detrattori sempre e comunque malmostosi. Invece è venuto fuori che l'Italia ha, Vale per anche per quanto... me, vale anche per me.
Vabbè, però comunque alla fine dopo i risultati avvengono in un modo o nell'altro. Sarà che abbiamo fortuna, sarà che siamo comunque bravi in certi momenti. Qual è la situazione che ti è piaciuta di più? Non so se è solo il discorso di essere campioni d'Europa, però No, quello non mi è nell'atletica, piaciuto. Quello non mi è piaciuto. ecco, nell'atletica, non so, gli altri che hanno vinto, le ragazze, la pallavolo maschile. Assolutamente la pallavolo, le ragazze che adesso si stanno giocando il mondiale, anche sempre nella pallavolo, la Groggia La Goggia? straordinaria, la Groggia sì, La tantissimo. Goggia, sì, ma La Gro- è la, Ho detto la Groggia, la Gro- è un lapsus oreidaneo perché Laura Groggia è una bravissima amica e cantante che si chiama Laura Groggia, no, quindi no, la Goggia, veramente mi hai... la La Goggia Goggia. sta furoreggiando in una maniera La, incredibile. la famosa Loretta Goggia, giusto? È Sì, quella, no? Loretta Goggia, esatto. Senti, vabbè, insomma, perché non ti è piaciuta la nazionale? Cos'è No, che... no, 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 non mi è piaciuta la nazionale, ma mi sembra che il motivo lo si veda dalle ultime partite, lasciando perdere poi il fatto che Jorginho ha compromesso tutto. Ma questo per me vale nel calcio. Io non sopporto di vincere una partita ai rigori. Ah, Non vabbè, mi ok. piace vincere una partita ai rigori. E una ci può stare, ma passare 2 turni ai rigori, cioè andare avanti così e vincere la finale pure ai rigori, Gigi, diciamo. abbiamo perso una finale nel 94, abbiamo perso una semifinale nel 90 e abbiamo perso una semifinale, un quarto di finale nel 98 ai rigori, quindi non è che siamo così Sì, no, fortunati. ma non mi sta bene né perderla né Ah, vincerla. ok, certo, Ma ci certo, mancherebbe altro. certo. Non mi sta bene né perderla né Senti, vincerla. Quindi parlando di calcio invece, ti dico una prego. cosa che qualche mio amico simpatizzante per il Milan magari si imbizzarrisce. Io non sento neanche di aver vinto una Coppa dei Campioni quando l'ho vinta ai rigori con la Juventus. Come quando dico agli Juventini, ma voi avete vinto una Coppa dei Campioni? Perché vincere una Coppa dei Campioni ai rigori è vincere una Coppa, no? No, Dai. vabbè, quello è vero, però vabbè, L'altra la lasciamo quella proprio perdere. lasciamo perdere, però l'altra, quella del 2003, devo dire la verità che era anche una bella squadra, insomma, vabbè. Ah beh, ma allora se Ci guardiamo sta, quello, ci la sta. Juventus è stata sfortunatissima in certe situazioni vogliamo parlare di quella persa ad Atene col gol di Magat, cioè più sfortuna. Vogliamo parlare del Milan che perde col Marsiglia con un tiro in porta da un angolo che anche lì non era angolo e giocando a una porta sola con Van Basten e Massaro che si sono magnati l'impossibile. Sì. Purtroppo la partita secca ci sta, ti va male e la Juve è stata sfortunata lì, neanche negli Però anni d'oro di d'altronde Del Piero. Gigi non si può Però per neanche fortuna è andata così. non si può neanche ripristinare la monetina per far vincere uno, quindi No, si rigioga si la partita. rigioca, lo so. Figurati adesso con la saturazione di questi campionati, di questi calendari che sono pazzeschi. Parlando Eh, invece di calcio, scusami, sì, tornando a un personaggio, io ho un po' da muovere qualche critica in questa foto, per esempio, e vedi? sì, Ci sono la bellezza di 7 palloni sì. d'oro. Allora, io devo dire la verità che dopo 3 palloni d'oro non bisognerebbe più assegnarne alcuno allo stesso giocatore, perché altrimenti si offende la memoria di grandissimi giocatori come possono essere Beckenbauer, Rummenigge, Van Basten che l'ha vinto 3 volte, Platini, che sono delle meraviglie della storia del calcio. Darne 7 e diventa un discorso solo prettamente economico, mediatico, legato alle sponsorizzazioni, soprattutto in contrapposizione con Cristiano Ronaldo che ne ha 25. Allora, non era il caso. Vedi, anch'io ho vinto il pallone d'oro. Ti Bella, piace? Vedi bella che questa foto. ce l'ho Chi è che sempre te l'ha davanti a me. fatta? Questa è Chi te una l'ha foto che ha fatto un signore che si chiama Fulvio Florida, o Florida, secondo delle Floridia, pronunciazioni. Floridia. Lo so, Floridia, Floridia. Eccolo, Florida. E qua è come è la Groggia, uguale La alla Groggia, Groggia. la Groggia. Però questa è una foto fatta dal mio amico Fulvio. Vedi che io ho vinto il pallone qua di neve, questo è il pallone di neve, eccolo. Beh, devo dire la verità Sono che d'accordissimo, dimmi. sì, no, quella foto lì adesso prendo una piccola parentesi, tra le prime 5 foto di tutti gli 80 fotografati, perché è stata veramente originale come foto, perché ovviamente gestire un pallone e la chitarra
ovviamente il pallone sulla spalla, la chitarra così, quindi vuol dire che insomma tra l'altro è la stessa chitarra con la quale stavo suonando prima, la questa qua. mia. È la mia Eco, esatto. La mia. Qual è il tuo pensiero riguardo a 7 palloni d'oro? Non è il caso di cambiare questa formula? Guarda, ti dico una cosa che mi riguarda direttamente. Tanti anni fa c'era un premio che veniva assegnato dalla critica e dai lettori per una rivista storica italiana che si chiama Guitar Club, a quello che veniva considerato, anche se è una grandissima stupidaggine, perché nell'arte, a differenza che nello sport dove c'è un'oggettività, non ci sono dei risultati. Però quando un musicista veniva eletto 5 volte per 5 anni di fila vincitore di quella classifica, veniva ipoteticamente spostato in quello che definivano l'Olimpo, dicendo ecco, entra nell'Olimpo e dall'anno prossimo lui non potrete più votarlo. E quindi sono d'accordissimo. Io sono stato votato 5 volte di fila dal 1985 al 90 e poi venni estromesso. Giusto, però sei nell'Olimpo, è giusto, è una giusta legittimazione, no? È inevitabile, anche perché poi comunque si dà spazio di far uscire anche dei nuovi talenti e cercare di emulare anche, no? Però hai detto una cosa purtroppo che infila il dito nel piagone e che purtroppo ormai è tutto condizionato. L'abbiamo già accennato dicendo, sai, coi calendari, gli impegni, è tutto condizionato dal dio danaro, quindi c'è poco da fare, ormai è andata in questa direzione. Senti Gigi, un brano con Stefano ancora ce la facciamo, poi chiudiamo con l'altra aspetta che lo chiamo perché mi sa che è andato a bere una... Ecco, eccomi qua. Sì. Allora... Ci inventiamo il brano che io tra l'altro prima lo accenno perché è un brano che ho suonato con mio fratello Tonino De Sensi in duo. Io vi accenno tra l'altro poi dopo lo faccio con Stefano, con il quale non l'abbiamo mai fatto. Che Jingle Bell, no? Bellissima. Giusto? E adesso faccio intervenire Stefano. Sì, riconosceva. Partiamo da Jingle Bell o dall'inciso? Come vuoi? Dall'inciso, dai. Dai, siccome non mi ricordo il testo, faccio come si dice in gergo un po' di scherzo. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. On a fine Easter ride and a horse and open sleigh. A jingle bell, so jingle bell, jingle all the way. Jingle bell, so jingle bell, jingle all the way. And the fun is to lay, and the bobbing is to lay. Jingle bell, so jingle all the way.
Jingle bell. Bene, bene, bravi, bravi. Grazie Stefano, grazie Gigi. Allora, vabbè, andiamo avanti un attimo per il discorso calcistico, poi faremo, non so, un ultimo brano oppure posso mandare sfumando Last Christmas che mi avevi mandato, quindi chiudiamo. No, White, perché Last Christmas, che tra l'altro Scusami, avevo anche White mezza, Christmas. avevo Hai mezza ragione. incisa quella famosa che faceva anche George Michael, Sì. poi l'abbiamo lasciata lì perché l'intenzione sarà da questo disco poi ogni tanto, ogni anno, a parte che è un disco che si può comprare non solo per Natale, perché è un disco dove c'è Bellissimo. musica, c'è molto blues, c'è Certo, molte cose, quindi lo potete prendere sempre. E tra l'altro dico, siccome siamo arrivati tardissimo, chiunque avesse desiderio di averlo mi contatti, perché mi sono impegnato addirittura a spedirlo, andare alle poste, spedire o fare in maniera agli amici di Milano, ci incontriamo, glielo do, glielo certo. firmo, eccetera, eccetera. Poi lo potrete trovare anche su iTunes, forse da oggi addirittura. Bene. Stavo dicendo in merito, E benissimo. niente, per ciò che riguarda appunto il disco, No, no? esatto, che ogni anno magari Fate faremo un paio di pezzi a novembre e li aggiungeremo e pian piano lo rinverdiremo ogni anno, o magari sì. prenderemo un brano, lo faremo cantare a un altro, tiriamo via la voce, facciamo cantare un altro, eccetera, Anche eccetera. perché poi sono stati dei grandi standard, avete preso dei grandissimi standard di grandissimi autori, grandissimi cantanti, no? Storici, quindi la bellezza è anche questa, no? Sì, Molto, sono le Christmas song. Ne manca anche qualcuna, perché uno che mi sarebbe piaciuto e che spero di fare magari per sarà quello tipo Better watch out, better not cry, better not pout or telling you why Santa Claus is coming to town. Lo faremo l'anno prossimo. ce ne sono tante, ce ne sono tante. Vabbè, senti, per ciò che riguarda invece ritorniamo a parlare di calcio, quindi mi sembra di capire che tu sei molto critico nei confronti del Milan, nei confronti più che altro per il fatto che non si riesca, diciamo, a recuperare un organico all'altezza degli altri, perché ci sono stati vari inconvenienti da questo punto di vista. Parlando di inconvenienti, però qua c'è un Pioli che comunque ha inquadrato in 2 anni, perché diciamo, diamo un merito alla conduzione sia in panchina che anche societaria, di un po' una svolta, perché 2 anni fa non si parlava di un Milan di questo tipo, erano anni veramente bui, un po' come è successo all'Inter, solo che l'Inter è riuscito nel tempo, è un po' più avanti rispetto al Milan. Io sicuramente. Cosa dovrebbe fare il Milan nel prossimo futuro, uscendo anche in un momento terribile della pandemia che comunque condiziona tutti i bilanci, condiziona le scelte dei giocatori, perché non puoi andare a comprare dei giocatori, ovviamente il campionato nostro ne risente. Non riconoscere meriti a Pioli sarebbe un'ingiustizia, però io credo tanto anche che l'arrivo di Ibrahimovic sia stato determinante e non ci credevo, quindi faccio autocritica. E il Milan è infatti tuttora Ibra dipendente, anche se in certi momenti non lo è stato grazie al gioco impostato da Pioli. Però io sono sempre dell'idea che quando fai un bel gioco, però questo gioco implica un grosso dispendio di energie fisiche, appena hai un calo di condizione con la stessa squadra prendi delle scopole pazzesche. Quindi sai, io credo sempre che quando tu mi domandi cosa si dovrebbe fare, credo in una cosa fondamentale. Vale come quando fai un buon gruppo di musicisti, devi comprare della gente forte, devi avere degli interpreti forti, devi avere una squadra però è in un momento storico del genere che ha comunque la proprietà da segni di solidità. C'è stata indubbiamente una crescita in tutti, anche una stessa linea di Maldini, no? Per esempio non andare assolutamente sì, e qui non è una frecciata, però una realtà. Infatti non trovo giusto che il Milan, che sta facendo una politica di un certo tipo e quindi rinuncia, mentre invece l'Inter con la situazione societaria com'è
in quelle condizioni si possa permettere di avere della gente di un certo tipo. Poi magari tu mi puoi rispondere magari tecnicamente in più. Ha risposto Marotta, proprio oggi dicendo che Marotta è uno juventino, non credo a niente di quello che dice. Vabbè, Marotta ha risposto dicendo va bene, allora mettiamo a posto i bilanci, facciamo vedere i bilanci di tutte le squadre, dopo ne riparliamo e vediamo un attimo come sono stati sviluppati. Ma qui non è i bilanci, tu hai parlato di una società forte alle spalle. In questo momento l'Inter non ha una società forte alle spalle, questo mi sembra evidente. Beh, però deve ottemperare ai pagamenti in generale per la conduzione, diciamo, del annuale. Diciamo che amiamo il calcio e ci tappiamo il naso come si fa nelle questo in generale. Perché dopo aver visto anche i presidenti in generale, parliamo di quello della Sampdoria per volere appunto, calcio, troppe situazioni poco. Però io non volevo, scusami Gigi, parlare della situazione del calcio italiano che ha delle difficoltà, delle criticità. È proprio il fatto... ma di cosa dovrebbe fare il Milan? Ma il Milan più di quello che ha fatto sta cercando di valorizzare dei ragazzi giovani e io oltretutto, come tutti quanti, sai, nel momento in cui ti vedi in testa con 7 punti di vantaggio, vedi la squadra giocare così, dici ma possiamo permetterci di sognare? Poi chiaramente ti guardi intorno e dici sì, ma siamo in 11, sono ragazzi giovani, è già un miracolo perché è un miracolo consolidato. Il Milan è da quel 5-0 preso a Bergamo dall'Atalanta, che è o primo o secondo in campionato, quindi non è più una cosa non concreta, lo è sicuramente. Chiaro che tutti vorremmo arrivare alla fine dell'anno e vedere magari ritornare il sogno di vincere uno scudetto, che non capita dal 2010, però è oggettivamente molto difficile che questo possa succedere. Però è già tanto che sei sempre lì e che se riuscisse a confermarsi e a essere nelle prime 4 anche quest'anno sarebbe un grosso risultato, perché vorrebbe dire ancora migliorare la situazione economica della squadra e potersi permettere magari qualche investimento in più. Ecco, senti, prima hai accennato alla Juventus che non la vedi tagliata fuori, perlomeno per le 4. La Juventus non è mai tagliata fuori perché al momento giusto la spinta gli arriva sempre, però io che non ho mai, posso dire questo, cioè Allegri sta dimostrando quello che io ho sempre creduto, a me non è mai piaciuto al Milan, zero. Lo ritengo responsabilissimo di aver perso un campionato con una squadra troppo più forte per la sua mentalità. La Juventus adesso sta giocando come l'Abbiategrasso, fa punti dove va, però chiaro, vincere prima, sai, la pubblicità ti piace vincere facile, grazie. Mi sono un po' ricreduto su Mancini vedendo giocare la nazionale, ma è come quando Mancini con l'Inter che aveva e senza avversari con Ibrahimovic vinceva a mani basse. Cioè quando tu hai una squadra o altre situazioni come hai avuto su certe cose. Gigi, ti stai frizzando. Spero che riesca a rientrare velocissimamente perché non lo vedo più, porca miseria. Gigi, vediamo se riesce a... è frizzato. Sapevo che non dovevo trattarlo così. Vediamo un attimo se riusciamo a parlare con lui. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo, scusate, proprio in questo momento qua. E Gigi, sei frizzato, sei fermo in questo momento, non ti vedo, siamo ancora in diretta e quindi non riesco purtroppo a salutarti. Ah, ecco, infatti adesso è andato via. Senti, facciamo così, siamo arrivati alle 18, vuoi provare a ricollegarti al volo? Riusciamo? Altrimenti... Ecco, perché mi dispiace non salutarci in diretta. Ecco, ok, vediamo un attimo. Nel frattempo io vado a vedere i commenti, eccoli qua, i commenti che sono... Vediamo un attimo, però ti lascio in viva voce, Gigi, sei in viva voce.
Ecco, i commenti che sono degli amici che appunto sono intervenuti, abbiamo Giacomo Gelato che dice: "E Gigi deve scappare", anche lui appunto si è reso conto di questo momento, di questa assenza, poi qualunque cosa suoni e in qualsiasi modo è sempre al top. D'altronde Gigi Ciavarelli non devo dirlo io, ma ha una formazione a 360 gradi, quindi è chiaro che poi ha un suo modo di suonare che è fantastico, è meraviglioso, lo vediamo nell'estensione di qualsiasi tipo di canzone e di qualsiasi prova musicale, non ultimo appunto questo di questi CD, di questo CD. Ecco, è rientrato, Eccomi. meno male, dai. Che bella parola, è rientrato. Rientrato era una parola di quando correvo in bicicletta, quando magari andava via una fuga, e io ero specializzato nell'aspettare il momento che qualcuno andasse via e a muovermi e riuscire a rientrare In nei tempi. testa, Avevo quei tempi, rientrare nel gruppo di testa. di testa, vabbè, Che bella insomma, parola. ti manca un po' la gara, perché sei un competitivo tu. Sì, mi piace fare le cose quando c'è una motivazione importante, no? Quindi sì, diciamo che mi dà fastidio perdere anche giocando a scopa con mia nipote, però Va bene Gigi, dai, non voglio che poi la connessione salti ancora. no, guarda, purtroppo queste cose Può siamo capitare. dipendenti, anzi io addirittura di solito faccio queste cose connettendomi col telefono. Per che questo non succedesse, ho messo il modem diretto nel computer e me l'ha fatto lo stesso, quindi si Vabbè, vede che però stavo dicendo troppe cose stupide nei confronti di quello di cui stavo parlando, nei confronti di Allegri, e mi hanno bannato gli esatto, Juventini. attenzione, l'occhio profondo che viene da Torino, Guarda, attenzione. per dire due stupidaggini conclusive, io ammiro moltissimo il lavoro che ha fatto Gasperini all'Atalanta. Quello è un Ecco. lavoro sontuoso, secondo me. Valorizzazione Non di solo gente. dell'allenatore però, non è solo Basta vedere dell'allenatore. cosa ha fatto, certo, basta vedere cosa ha fatto di gente come Pasalic, che il Milan ha lasciato perdere così come se fosse niente e nessuno, no? Quindi a volte ci sono dei giocatori che basterebbe ricevessero la fiducia di cui hanno bisogno. Parliamo sempre di ragazzi giovanissimi che sopportano dei pesi psicologici a volte molto importanti, no? Quindi Ecco, questo è il calendario dell'Atalanta, te l'avevo preparato, ecco, quindi fantastico. e anche loro hanno 13 partite, vabbè, insomma, impegnative, c'hanno la Coppa Italia, hanno l'Olympiacos, insomma, hanno un po' E anche l'Atalanta è stata molto handicappata da certe decisioni arbitrali, e comunque è beh, l'altro sempre giorno effettivamente è un po' particolare anche quella situazione, però al di là, tocca, non tocca, è sempre un po' l'occhio lungo del VAR in teoria è esatto, no? Crea diciamo anche dei io non, mostri, no? sai che noi abbiamo vissuto il calcio in cui si diceva Pannometrico. questa grandissima stupidaggine che alla fine dell'anno i favori e i torti si Si compensano, compensano. è una grandissima banalità. Meno male, meno male. Faccio un esempio ciclistico: se tu nel momento proprio che stai rientrando sul gruppo di testa e sei lì così che non ce la fai, ti mancano 20 metri e ricevi la spinta in quel momento lì, è una spinta che ha un'importanza fondamentale. Beh, Se tu direi. la ricevi quando sei a A 15 20 punti dalla chilometri. testa, cioè il gol di Montari urla vendetta ancora adesso. Vedo che la cicatrice non si è No, rimarginata. ma sì, ma perché poi ti capita sempre con gli stessi, quindi è quella che non si rimargina. Va bene, grazie per Sullo questo. schermo c'è scritto che fa, che musicale, che sol, che re, ma che fa, fa sempre male, fa sempre molto male. Vabbè, diciamo che è ci lasciamo quindi con questa buona parola nei confronti degli amici di Torino. Ovviamente, Ti dico solo Gigi, per anche qui onestà intellettuale, io sono meridionale, famiglie numerosissime, tutti juventini, quindi io sono l'unico che anche lì, pensando con la mia testa, mio padre carabiniere, gli dicevo: "Non capisco come tu, che sei un difensore della legge, possa tenere la Juventus". Io cambio squadra perché non vo mi mettevano la maglia della Juve, mi mettevano a letto con i calzettoni della Juve, con la foto di Sivori e di Charles, grandissimi bene, campioni tra l'altro, è stato sopra un il letto, eppure
Eppure io ho visto... Gigi è stata un'infanzia complicata, allora. Esatto. Quindi, ma senti, una vita complicata. una vita meravigliosa. Senti, No, ci lasciamo ovviamente facendoci gli auguri, grazie per aver partecipato. Ci Grazie lasciamo a con Grazie. Pennini, grazie, molto gentile, e ci grazie a lasciamo mia con il moglie brano. Adriana, sempre la moglie che è dietro le quinte, che aiuta e coordina. Quindi arriva sesta sempre, perché sei dietro le quinte. E appunto arriva sesta. Indubbiamente ricordo ovviamente il CD, eccolo qua. Abbiamo presentato oggi, invece di un libro, un CD fantastico, Jingle Bells, Gigi Cifarelli, una bellissima cravatta rossa, però invece di mettere la camicia bianca ha messo una camicia nera, quindi rosso e nero, quindi certo, lo sappiamo. certo. È evidente, dietro sono tutti i brani. Scritte rosse, Garage Music Studio scritto in nero, MCA. In nero, esatto, quindi Jingle Bells. Piero Billeri, altro grande rossonero, Stefano e Piero Billeri. Va bene, allora salutiamo i rossoneri, siamo qua in un clima natalizio. Grazie Gigi, grazie a Stefano e grazie ad Adriana. Grazie a tutti, buon Natale e voglio accattato voce CD. Va bene, accattato CD, e adesso andiamo con il brano musicale, ci lasciamo proprio con questo. Ciao, grazie ancora. Ciao, grazie a voi ragazzi, ciao. Just like the one I used to know. What was it that I listen and children to listen to hear sleigh bells in the snow. I said I am dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be a memory and a bright.